Dico no all'eolico selvaggio perché abbiamo ricevuto questa terra in prestito dai nostri figli e io voglio difenderla dalla speculazione delle multinazionali. No all'eolico selvaggio, no alla speculazione energetica. Sono un padre, un nonno. Le multinazionali hanno deciso di devastare la nostra terra con centinaia di gigantesche torri eoliche. Dico no a questo scempio. Voglio dare un futuro ai nostri figli. Dico no all'eolico selvaggio. Dico no perché è solo speculazione. Io dico no ad una transizione energetica imposta dall'alto, irrispettosa e non curante dei diritti di autodeterminazione delle comunità locali. Pogai Sammane Suentu e Acabbaisi Inciandai. No. Presidente Paesi, inizialmente il Presidente Paesi inizialmente si stava rifiutando di convocare il Consiglio. Sì, diceva che non rientrava nella sua potestà di convocare il Consiglio. Io gli ho detto esplicitamente: Presidente, mi sta dicendo che lei non può convocare il Consiglio? E mi ha detto: politicamente sì, ma legalmente no. Vabbè, lo faccia. Gli ho detto: Tirrenia Allinchi, la giunta regionale, si è subito l'imposizione dal governo. Gli ho detto: la regione ha calpestato le autonomie locali perché ha dato l'intesa a Terna su Tirrenia Allinchi quando il Consiglio Comunale di Selangius non ha ancora deliberato. E questa è una vergogna perché la regione sta sovrastando le autonomie locali, così come il governo sovrasta l'autonomia regionale, ma l'autonomia regionale è speciale e deve agire e non ha agito. E la vergogna è questa. Certo. È questa la vergogna. Quindi poi è venuto a più miti consigli e si è impegnato per le cose che hanno detto i miei compagni. Che gente, cittadini normali che lavorano, che lasciano la famiglia, che lasciano il lavoro, siamo tutti dopo lavoristi quando ci occupiamo dei comitati, che noi siamo condannati su questo tema, ma anche su altri temi, sempre a dover spingere, a dover stimolare, a dover vigilare, a doverli braccare, mentre loro invece sono pagati per rappresentarci e dovrebbero fare loro non ce la tutto questo, dovrebbero fare tutto questo. Bisogna lasciarli a casa, devono andare. Dovrebbero fare tutto questo in base a quella che è la loro funzione naturale attribuita dalla legge. Quindi questo non so se gli altri portavoce vogliono aggiungere e se sono stato carente. No, non sei stato carente, c'è da aggiungere questo, abbiamo chiesto voce bassa. E un po' di voce bassa. Abbiamo provato a chiedere, in parte ottenuto, una scansione temporale. Chi fa che cosa quando la fate? Lo diceva Gigi prima, ci sarà una convocazione. Purtroppo, ripeto, il mio tono di voce è basso. A brevissimo, forse oggi stesso, delle commissioni, una chiamata delle commissioni. Noi abbiamo richiamato anche alcuni articoli del regolamento, soprattutto uno che dice: ma se i capigruppo sono tutti d'accordo, salta a pie pari tutto, non c'è discussione che tenga, va convocato il Consiglio regionale, eccetera. Ma non c'erano tutti i capigruppo. Quindi abbiamo fatto osservare. Ma l'altra volta erano tutti d'accordo, questa volta una parte, poi hanno partecipato anche alcuni capigruppo, sono d'accordo anche questa volta, quindi si va a fare questa chiamata. Poi per noi non è importante questo strumento o l'altro strumento, che venga incardinato in una commissione piuttosto che in un'altra, per noi non è importante. Io direttamente al Presidente gli ho chiesto: si può dire che il 26 c'è convocato il Consiglio regionale con all'ordine del giorno questo problema? Qualcuno dice forse anche prima. Il
Presidente più prudente dice vabbè, ragioniamo con le commissioni e vediamo. Quel che è passato sembrerebbe che siano d'accordo, dopo una resistenza iniziale da parte dello stesso Presidente, sulla inutilità di una leggina sulla moratoria, in quanto può avere un valore solo politico, ma giuridicamente verrebbe cassata dalla Corte Costituzionale. Noi gli abbiamo detto, noi siamo consapevoli di questa cosa, ve l'abbiamo detto il primo giorno. A noi serve una moratoria che diventa legge della Regione Sardegna, che sarà impugnata quando? 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, ma abbiamo il tempo necessario per ragionare su un piano energetico di Sardegna condiviso soprattutto col sistema delle autonomie locali e grazie a Dio anche con noi comitati. Quindi questa roba qua dice che la faranno e che il tema sarà quello. Noi abbiamo proposto entro il 26, qualcuno dice sì, qualcuno dice forse anche prima. Beh, lui il martedì convoca le commissioni, per martedì è sicuro che ci saranno le commissioni. Dopodiché se la finiscono con le scaramucce interne tra di loro, probabilmente si riuscirà a fare anche il Consiglio regionale in tempi utili. Cosa possiamo fare noi? Intanto questa grande mobilitazione dà i suoi effetti. Perché purtroppo ormai, come abbiamo sempre detto, noi esistiamo perché loro non fanno il loro dovere. Perché se loro facessero il loro dovere noi non saremmo qua, è evidente. Quindi dovremo continuare, credo che noi nelle prossime settimane, nei prossimi giorni dobbiamo continuare a mobilitarci, a far nascere altri comitati. Sabato saremo a Villanova Franca, lì con un corteo e anche lì staremo a dire sempre a dire le solite cose, ma sarà importantissimo per ogni dove in Sardegna la nascita di comitati. Poi faremo quanto è possibile fare, quanto è nelle nostre forze, però guardate, è estremamente importante che noi ci siamo. Gli abbiamo anche detto che noi comunque saremo qua, anche quando ci direte il Consiglio regionale convocato noi saremo qua, perché se questi non sentono il fiato sul collo si muovono in modo molto molto lento per non dire altro. Quindi importantissima la mobilitazione, ma deve continuare. Soprattutto continuiamo con questa caratteristica, non badiamo ai segni politici, non sopporteremo strumentalizzazioni di chi che sia, continuiamo a fare quello che stiamo facendo fino ad oggi. Gente che si mette insieme per un obiettivo, che è quello di fermare questa invasione, questo di dare la possibilità di futuro alla Sardegna, e oggi con questa invasione non c'è. Peraltro, cosa paradossale è che sono d'accordo. Il Presidente ci ha detto, io sarei dalla vostra parte. Però sono arresi. Sono d'accordo, ma sono arresi. Ci aspettavano in sala stampa, però poi ci hanno dirottato con procedure in questo palazzo che non riusciamo a capire. Però ci hanno dirottato questo, ci raggiungono i giornalisti. Gigi farà dichiarazione a nome. Gigi farà dichiarazione a nome dei comitati sul risultato di questo incontro che abbiamo avuto col presidente Weiss. Allora, ovviamente come potete immaginare, appena ci è stata data la parola abbiamo espresso tutta la nostra amarezza e tutta la nostra disapprovazione per l'ordine del giorno votato ieri. Ripeto alzando la voce. Come potete immaginare, quando ci è stata data la parola abbiamo espresso tutta la nostra rabbia, la nostra amarezza, la nostra disapprovazione per l'ordine del giorno votato ieri, per i suoi contenuti, per la sua debolezza e per il fatto che le istituzioni sarde chiedono al Presidente di chiedere al governo nazionale, mentre invece noi il 7 agosto avevamo chiesto un sussulto da parte delle istituzioni dell'autonomia speciale sarda per orientarsi verso una legge di moratoria da votarsi nel Consiglio regionale della Sardegna. Quindi il Presidente ha tentato di presentarci come un punto d'approdo l'ordine del giorno votato ieri. Noi abbiamo respinto in blocco questo tipo di atteggiamento e abbiamo rilanciato con le nostre motivazioni, con le motivazioni care a tutti i territori,
e con la preoccupazione che anima le nostre comunità abbiamo rilanciato invece la richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale della Sardegna per portare in aula una proposta di legge di moratoria. Quindi noi abbiamo ribadito che per i comitati, per i territori, anche per gli amministratori locali, ricordatevi che l'ANCI ha fatto stessa richiesta di legge regionale di moratoria. L'unica strada percorribile, perlomeno dal punto di vista istituzionale, è che il Consiglio regionale venga convocato d'urgenza e voti una legge di moratoria, così come c'era stato promesso il 7 e così come apparentemente tutti concordano. Un aspetto questo è davvero singolare. Tutti sono d'accordo che bisogna farlo, però poi all'atto pratico i meccanismi, quando bisogna innescare i meccanismi istituzionali per far sì che ciò avvenga, se non ci sono i comitati a spingere la carretta di gente strapagata migliaia di euro, sembra quasi che se non ci siamo noi, step by step, diciamo, la carretta si ferma là e quello che viene deciso in quel momento rimane a stagnare. Mi chiedete se mi fido di quello che mi è stato detto? Io non mi fido. Ha detto, non mi fido, la premessa è non mi fido più di quello che ci dicono questi signori. Il Presidente ha detto va bene, allora la settimana prossima, adesso convochiamo oggi le commissioni, la quarta e la quinta, ambiente e attività produttive, le convochiamo, queste commissioni licenziano un testo, questo testo va in aula al più presto, esatto. Quindi quindi oggi, allora rendetevi conto che però se oggi non ci fossero stati i comitati a dare questa ulteriore spinta, per loro probabilmente la parola chiusa era all'ordine del giorno di ieri.